La spiaggia di Rio de Janeiro e quella di Sottomarina unite come in un simbolico abbraccio. Non è la potenza di qualche nuovo tour operator, ma la voglia di tanti giovani di essere in qualche modo presenti alla Giornata Mondiale della Gioventù che ha portato Papa Francesco in Brasile. L'idea, nata nella diocesi di Chioggia, ha trovato subito l'appoggio delle diocesi di Venezia, Vicenza, Concordia Pordenone e Adria Rovigo, a cui si sono aggiunte con entusiasmo quelle di Vittorio Veneto, di Udine e gli oratori Noi del Veneto. Più di 3.000 giovani accorsi per un weekend di festa e preghiera, iniziato con momenti di catechesi nelle chiese di Chioggia e culminato con il raduno serale nella spiaggia di Sottomarina, famosa per le feste estive che spesso la trasformano in una suggestiva discoteca a cielo aperto. Una scelta alternativa dunque e per certi aspetti provocatoria, che propone per una notte un modo differente di stare insieme. Irripetibili e ricchi di emozione, i collegamenti con Rio curati da TV 2000, che hanno saputo abbattere ogni confine geografico e sono stati il fulcro di una serata che ha alternato sul palco esibizioni musicali come quella del coro interdiocesano diretto da Matteo Del Negro e testimonianze di fede di artisti vicini al mondo dei giovani. Importante lo sforzo dell'amministrazione comunale di Chioggia, che si è sin da subito attivata per realizzare un progetto che è l'ennesima dimostrazione di come la voglia di condividere e stare insieme sappia abbattere anche la barriera di un oceano.